Ti racconto di quella volta che il cliente mi ha detto che gli ho cambiato inutilmente le batterie dell'impianto di allarme. Ciao, sono Davide Marcomini. Nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei raccontarti di quella volta che il cliente mi ha detto che gli ho cambiato le batterie dell'impianto d'allarme inutilmente. Innanzitutto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di manutenzione ordinaria di un impianto di allarme intrusione. Parliamo delle batterie ricaricabili, della centrale e della sirena, dei moduli alimentati, comunque delle batterie ricaricabili. La classica batteria al piombo ricaricabile, come potrebbe essere questa? L'ho detto un sacco di volte, ma è bene tornare a ripeterlo ogni tanto, perché la batteria è vero che serve nel momento in cui rimaniamo senza corrente, senza 230 volt di casa per intenderci, ma è anche vero che al pari della batteria di un'automobile che si ricarica con l'alternatore, anche questa è costantemente 365 giorni all'anno H24 in carica attraverso l'alimentatore o attraverso la scheda di alimentazione della nostra centrale di allarme. Questo continuo processo di ricarica determina inesorabilmente un decadimento delle prestazioni della nostra batteria. A seconda dei consumi, questa batteria deve essere correttamente dimensionata per potermi garantire un funzionamento in assenza di rete elettrica per almeno 12 ore per gli impianti di livello 1 e di livello 2 e per almeno 60 ore per gli impianti di livello 3 e di livello 4. Ora, che cosa succede? Succede che, come ho detto prima, il continuo processo di ricarica mi deteriora, mi fa perdere le caratteristiche della mia batteria, che nel tempo durerà sempre meno. Quando viene consigliata la sostituzione di una batteria in modo preventivo, viene consigliata perché raggiunti i 3 anni quella batteria ha perso quelle caratteristiche. Ricordo, tra virgolette, che negli impianti di rilevazione fumi e incendio la normativa ci impone di sostituire le batterie ogni 2 anni. Noi che già le sostituiamo negli impianti di allarme intrusione ogni 3, stiamo già eccedendo di 1 anno rispetto a quanto consigliato, e le batterie sono le stesse. Quindi torniamo a noi, torniamo al discorso iniziale. Perché il cliente mi ha detto che gli ho cambiato inutilmente le batterie dell'impianto d'allarme? Perché ha provato con una lampadina e con la batteria che gli ho cambiato, quella vecchia quindi, e ha visto che la lampadina si accendeva, ma questo non determina la quantità di ore che quella batteria può garantire perché il tuo impianto di allarme continui a funzionare. Dovresti dirmi piuttosto per quante ore può rimanere accesa quella batteria, altrimenti sono discorsi campati in aria. La rifaccio: quando manca corrente al mio impianto di allarme, la batteria deve essere in buono stato di funzionamento per garantirmi quelle famose 12 ore di cui parlavo prima. Se quando mi scatta il contatore il mio impianto rimane acceso un'ora, che cosa me ne faccio? Bene, assodato che non me ne faccio nulla e che queste condizioni andranno peggiorando nel tempo, è fortemente consigliata
la sostituzione delle batterie in tampone negli impianti di allarme intrusione, se vogliamo che funzionino nel modo corretto, che continuino a funzionare nel modo corretto. Faccio un esempio che faccio sempre. Quando ci sono i temporali e sentiamo suonare le sirene degli impianti di allarme del vicino, dei vicini nel quartiere, ci saranno almeno 10 impianti che suonano quando manca corrente durante il temporale. Ebbene, questo è causato dalla scarsa manutenzione e 90 volte su 100 dipende da questa batteria che è quella della centrale. Ovviamente parliamo di una centrale di allarme e non del giochino wireless wifi che va appeso, che va attaccato al muro, ok? Parliamo di una centrale d'allarme dotata di un circuito di alimentazione connessa alla rete elettrica della mia abitazione e con una batteria in tampone che mi deve garantire il suo funzionamento per 12 ore in assenza di rete. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale, ringrazio in modo particolare chi si abbona al canale, che mi dà così la forza di continuare in questo progetto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!